Il Veneto tra crisi economica e ripresa. Le infrastrutture tracciano lo sviluppo. Questo è il tema del convegno tenutosi giovedì 18 marzo a Este, nella sala Luigi Fumanelli, presso il Centro Servizi Imprese. Ne hanno parlato i consiglieri regionali del Polo della Libertà Pier Giorgio Cortellazzo e Raffaele Zanon, il sottosegretario all'economia Alberto Giorgetti e l'ospite d'onore, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Altero Matteoli. Dopo un breve saluto del sindaco di Este Giancarlo Piva, che ha individuato nelle infrastrutture un fattore determinante per lo sviluppo della zona, ha preso la parola il consigliere Cortellazzo. Due i temi del suo intervento: la viabilità e la realizzazione del nuovo ospedale unico, per il quale è prossimo l'inizio dei lavori. Cortellazzo si è detto ottimista in merito al completamento della Valdastico Sud e della superstrada Monselice-Legnago, tanto da affermare a proposito di quest'ultima che ormai stiamo vedendo il traguardo. Si tratta di due opere fondamentali, attese da decenni, in grado di cambiare volto al sistema viario del Basso Veneto. Per Raffaele Zanon, in campagna elettorale è opportuno parlare di programmi, ma soprattutto di realizzazioni. Il consigliere ha ricordato gli interventi nel campo della sicurezza e del lavoro e ha dato risalto al piano casa, citando il consistente finanziamento concesso al comune di Montagnana per la riqualificazione edilizia. Il sottosegretario Giorgetti, ripercorsi brevemente i passaggi attuati dal governo per fronteggiare la crisi, senza incrementare il debito pubblico, ha affermato che i conti pubblici sono in ordine e che l'Italia è e rimarrà a pieno titolo nell'area euro. Citando i recenti dati positivi delle nostre esportazioni, ha parlato di segnali di ripresa, segnali destinati a rafforzarsi nei prossimi mesi per concretizzarsi in un forte sviluppo nel prossimo futuro. Dopo aver ricordato come il governo abbia risorse per l'intero 2010, ha sottolineato come l'esecutivo e la Regione Veneto abbiano messo al centro della loro azione l'impresa, la famiglia, il territorio. Articolato su due livelli, uno strettamente tecnico, l'altro più politico, l'intervento del senatore Matteoli. Per il Ministro, il problema di fondo nel campo dei trasporti e delle infrastrutture è rappresentato dal tempo di attesa troppo lungo tra la progettazione di un'opera e la sua realizzazione. Come caso emblematico ha citato il MOSE, il rivoluzionario sistema di barriere mobili destinato a proteggere Venezia dall'acqua alta. A 9 anni dalla posa della prima pietra è stato completato solamente il 60% dei lavori. Dal punto di vista tecnico e ingegneristico, l'Italia è all'avanguardia, ma i ritardi spesso finiscono per mortificare questa eccellenza. Per Matteoli bisogna dunque cambiare sistema, come avviene in altri paesi, pur rispettando le procedure ed effettuando tutti i controlli previsti. I ritardi hanno un costo, frenano lo sviluppo del Paese, ne rallentano la crescita. Un dato positivo il Ministro l'ha fornito ed è rappresentato dalle 19 opere infrastrutturali che, attese da decenni, sono state iniziate nel 2009. Sul piano strettamente politico, Matteoli ha sottolineato come le prossime elezioni regionali siano divenute di fatto una consultazione politica. Al termine dell'incontro abbiamo rivolto al Ministro alcune domande specifiche. Allora, le infrastrutture sono sempre state una palla al piede della nostra zona, la Bassa Padovana. Lei, in qualità di Ministro, cosa ritiene di poter concretamente fare per bloccare questa situazione? Fa sì che non siano più una palla al piede ma diventino un'opportunità. Questo vale per questa zona come vale per tutto il territorio nazionale. Le infrastrutture che abbiamo fatto partire sicuramente produrranno un prodotto interno lordo più alto, garantiranno occupazione, metteranno in circolo un po' di soldi che c'è bisogno. Spesso la priorità data alle grandi opere ha lasciato in ombra situazioni e necessità locali. È possibile un maggior coordinamento tra lo Stato e gli enti territoriali? Noi quando rilasciamo una concessione per realizzare un'infrastruttura obblighiamo al concessionario anche a fare opere collaterali non pedaggiate, naturalmente gratuite.
vogliamo continuare in questo modo, perché se si fa una grande opera infrastrutturale ma non si fanno le opere collaterali, si rischia di fare una cattedrale nel deserto. Ecco, un'ultima domanda, un suo giudizio sulle infrastrutture della nostra regione, il Veneto. C'è bisogno, sono state fatte cose importanti, vedi il passante di Mestre ed altre opere, però c'è bisogno ancora di completare l'opera, ma sono in programma. Ora subito dopo il voto parleremo ancora con la regione, stabiliremo le priorità per accelerare la costruzione di queste infrastrutture.